imparato quanto sia importante l'intimità della casa. Una casa che duri nel tempo. Cucina, living, zona notte. Gruppo Euromobile accompagna la tua vita e la vita di chi ami. Rispetta la natura, mantiene le proprie origini, con uno sguardo verso il futuro. Gruppo Euromobile. Live your life with us. Buon pomeriggio cari telespettatori, siamo in diretta su ciclismoweb.net e siamo pronti a tenervi compagnia in questa calda domenica di inizio luglio per raccontarvi quanto sta accadendo sulle strade del Veneto con la classica internazionale del Giro del Medio Brenta, riservata alla categoria Elite e Under 23. Ma prima di andare in diretta sulla corsa vi proponiamo ora una preview che raccoglie tutti i dettagli di questa gara. Quarant'anni valgono un'intera vita, una vita trascorsa nel segno e al servizio di una passione come quella per il mondo del ciclismo. Il Giro del Medio Brenta festeggia quest'anno il traguardo delle 40 edizioni e lo fa con la forza della tradizione e di chi, potendo contare su solide radici, guarda al futuro con fiducia ed entusiasmo. Il Veloce Club Villa del Conte, trainato dal presidentissimo Michele Michelon, è pronto a dare vita ad una edizione di altissimo livello, capace di condensare tutti i valori che da sempre questa corsa rappresenta. Un trampolino di lancio per le giovani generazioni del pedale, una vetrina per i talenti più cristallini, ma anche un punto di arrivo dove incassare una conferma importante al termine di un percorso rivolto al futuro. Volevo mandare un saluto al Giro del Medio Brenta, arrivata alla sua 40esima edizione, corsa che ho vinto nel 2023, è stato uno dei momenti più speciali degli ultimi anni, la mia prima vittoria tra gli Under 23 dopo un Giro d'Italia Next Gen non andato come volevo, è stato quindi una liberazione poter vincere una settimana dopo al Giro del Medio Brenta e auguro a tutti i partecipanti in bocca al lupo e di godersi questa fantastica gara che è arrivata già alla 40esima edizione, speriamo che possa averne ancora tante altre.
Per il Giro del Medio Brenta, che quest'anno assegnerà anche il sesto Memorial Genesio Ballan, è così dal 1985, quando a battezzare la prima edizione fu Giorgio Furlan, capace qualche anno più tardi di andarsi a prendere anche il traguardo della Milano-Sanremo. È stato così per Matteo Tosatto, professionista di lungo corso, vincitore qui nel 1998, e per Damiano Cunego, che nel 2002 fece capire su queste strade di che pasta fosse fatto. Dopo di loro sono passati i campioni del calibro di Moreno Moser, Matteo Busato, Fausto Masnada e più recentemente talenti come Giulio Pellizzari, Sergio Meris e lo scorso anno Filippo Turconi. Nomi che hanno reso il Giro del Medio Brenta un punto di riferimento celebre, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Sono contento di essere riuscito l'anno scorso a vincere questa gara, perché è una gara veramente bella e che mi è piaciuto molto fare, e auguro un grande in bocca al lupo a tutti coloro che saranno al via dell'edizione di quest'anno, e ne approfitto per ringraziare ancora l'organizzazione per riuscire ad organizzare una gara così bella e entusiasmante dal mio punto di vista. L'edizione 2026 della Giro del Medio Brenta prenderà il via, come ormai consuetudine, dagli stabilimenti della Ballan di Abbazia Pisani per il trasferimento fino al chilometro zero posto a Villa del Conte. Da qui scatteranno i 175 chilometri che, dopo le 3 tornate pianeggianti che interesseranno i comuni di Villa del Conte, Curtarolo, Campo San Martino e San Giorgio in Bosco, condurranno il gruppo attraverso Cittadella in provincia di Vicenza. Superati gli abitati di Rosà, Bassano del Grappa e Marostica, si inizierà a salire verso l'altopiano di Asiago, attraversando Fontanelle e Conco per raggiungere Gaglio. L'anello comprendente il Gran Premio della Montagna di Stoccareddo quest'anno andrà affrontato per 2 volte, prima di arrivare alla novità targata 2026. L'arrivo in salita che porterà i migliori di giornata sul traguardo, posto ai 1440 metri di località Busa Fonda, nella Sky Area Le Melette di Gaglio. Un finale di gara entusiasmante, una tradizione che si rinnova per valorizzare un territorio unico, capace di unire la storia, l'arte, il paesaggio, la pianura e la montagna, e uno staff straordinario che sa coordinare oltre 120 volontari dislocati lungo il percorso per garantire la regolarità della corsa e la sicurezza degli atleti in gara. Tutto questo e molto di più è il Giro del Medio Brenta numero 40, che già attende il pubblico delle grandi occasioni lungo il proprio tracciato per andare ad incoronare un altro grande giovane campione da proiettare nell'Olimpo delle 2 ruote. Noi ovviamente ringraziamo il nostro direttore Andrea Finna per questo recap, e io ne approfitto anche per presentare la squadra di Ciclismo Web che oggi è operativa per permettere queste ore di diretta. In Moto 1 abbiamo Silvano D'Arozzo proprio con il direttore Andrea Finna, in Moto 2 Diego Santarossa con Roberto Casarin, al traguardo camera fissa Matteo De Faveri, e a guidare il drone è Andrea Tonin. Mentre per quanto riguarda le interviste e i commenti direttamente sul posto ci sarà Eleonora Corizzi, che poi andremo a collegare nel corso di questa diretta.
Prima di agganciarci al momento della diretta in cui si trova ora la carovana, vi riproponiamo le immagini della partenza. Come vedete, la corsa è scattata alle 12:15 da Villa del Conte nel Padovano, mentre l'arrivo è previsto alla Sky Area Le Melette di Gaglio. Questa, come diceva appunto Andrea Fina, è l'edizione numero 40 e per l'occasione gli organizzatori hanno deciso di rinnovare il percorso. Ricordiamo, sono 175 i chilometri da percorrere. Qui abbiamo le immagini del ritrovo degli atleti negli stabilimenti della Ballan SPA di Abbazia Pisani. Gli atleti poi da lì si sono spostati a Villa del Conte per il chilometro zero. Per quanto riguarda appunto la corsa, c'è stata e c'è attualmente una prima parte pianeggiante. Dopo i primi 57 chilometri la carovana si sposterà ad affrontare le prime asperità di giornata. Qui ovviamente vediamo una carrellata di tutte le società che sono presenti. Ricordiamo, sono 154 gli atleti alla via della corsa. Importante anche la macchina organizzativa di cui faceva proprio menzione anche nella clip precedente Andrea Finna, una macchina organizzativa che si basa anche sulla solidarietà, perché sono presenti ben 120 volontari distribuiti su tutto il percorso per permettere alla corsa di svolgersi in piena sicurezza. Qui ovviamente vediamo le maglie del Luci Trevigiani Energia Pura Marchiol, ancora qualche scatto con le autorità presenti e appunto lo start ufficioso dagli stabilimenti della Ballan SPA. Qui poi, come dicevamo prima, la carovana si è spostata verso il chilometro zero. E per quanto poi ci ha dato sapere sino a questi momenti in cui entreremo poi in diretta, la corsa è stata bella vivace, con vari allunghi in testa al gruppo, prima isolati, poi dei piccoli drappelli, fino ad arrivare ad un gruppo nutrito che sta poi conducendo la testa della corsa. Eccolo qui, intanto vediamo gli atleti arrivare al chilometro zero, piede a terra e nuovo start ufficiale che darà il là alla corsa di giornata. Ecco qui le autorità presenti, ovviamente essendo un tracciato in linea che va a toccare diversi abitati tra le province di Padova e Vicenza, è nutrita anche la presenza degli amministratori locali che ovviamente hanno sostenuto questo progetto. È una corsa ovviamente che ha segnato pagine di storia del ciclismo veneto e non solo, ma che ha ancora voglia di rimettersi in discussione e apporre anche delle piccole modifiche a quelle che è il percorso tradizionale per renderlo sempre più attrattivo. Tra l'altro sarà davvero suggestivo vedere poi il traguardo alla Sky Area Le Melette di Gaglio. Ricordiamo, lo scorso anno io ero presente sul traguardo, è stato un arrivo bagnatissimo, vedremo poi come evolverà la giornata, ma dalle prime info che abbiamo al momento non c'è nessuna nuvola all'orizzonte, per cui molto probabilmente gli atleti arriveranno con l'asciutto. Ecco qui ancora le immagini dal tracciato. Ricordiamo appunto che la carovana farà un primo passaggio a Gaglio al chilometro 120 e da lì partirà l'inizio del circuito ondulato con il GPM di Stoccareddo, da ripetere ben 2 volte. Ed eccoci qua. Mi dicono subito dalla regia che abbiamo la possibilità di metterci in collegamento con Eleonora Colizzi. Eccola qui, ti vedo già presente nei nostri schermi. Ciao Eleonora, come sta andando? Ciao Romina, buongiorno a tutti. Sì, mi trovo in zona arrivo dove si trova appunto la Sky Area Le Melette e c'è una bella giornata, riprendo le tue parole per quanto riguarda il meteo.
qualche nuvola, ma c'è tanto vento. Per ora è a favore per quanto riguarda il rettilineo di arrivo. Sappiamo che appunto gli ultimi 4 km e mezzo saranno caratterizzati da questa ascesa molto impegnativa, ma forse questo vento nel circuito, che dovranno ripetere per ben 2 volte, sarà un problema, perché devo dire che è molto forte. Al momento le squadre si stanno già attrezzando per raggiungere il traguardo? Ancora no, infatti non si vede troppo pubblico, perché appunto le persone, anche le società, si stanno avvicinando in zona arrivo. Nel frattempo infatti attendiamo anche qualche maggiore aggiornamento per quello che sarà la situazione dell'arrivo. Bene Eleonora, io intanto ti ringrazio per il tuo prezioso intervento, poi sai che torneremo presto da te anche per avere un pochino il polso della situazione. A più tardi. A più tardi, grazie. Nel frattempo dalla regia mi propongono le immagini live dalla corsa e grazie anche agli aggiornamenti di Radio Corsa siamo pronti a darvi un primo riscontro di come stanno andando le cose. C'è una testa della corsa ben nutrita di atleti, si parla di 31 atleti in testa al gruppo che hanno ben 2 minuti di vantaggio sugli immediati inseguitori. Ovviamente il gruppo è formato da tutte le società che si sono subito portate a creare bagarre in testa alla corsa. Io vi darei una rapida successione di quelli che sono i dorsali degli atleti che compongono la testa della corsa. Vi ricordo anche che in questo momento gli atleti si trovano ad affrontare il chilometro 115. Ovviamente una buona parte della corsa è già stata fatta e qui si inizia, passatemi il termine, a far sul serio, perché ovviamente dal circuito pianeggiante la strada inizia a salire. Io vi do una rapida successione dei dorsali che compongono questo gruppo. Abbiamo il dorsale numero 1 con Luca Covili della Bardiani CSF Saber, poi abbiamo Santiago Ferraro, sempre compagno di squadra della Bardiani, e ancora il numero 3 Alessio Martinelli, sempre della Bardiani, e a comporre il drappello della Bardiani abbiamo anche Naraio Royas e Manuele Tarozzi. Quindi insomma la Bardiani si presenta alla testa della corsa con un gruppo ben nutrito. Poi ovviamente qui le immagini ci portano sugli atleti della NBH Bank, e anche la NBH può contare su una serie di atleti. Abbiamo il dorsale numero 18 Matteo Ambrosini, abbiamo Alessandro Fancellu, quindi Fausto Masnada, Alessandro Verre e Luca Cretti. Luca Cretti che tra l'altro è stato tra i protagonisti delle passate edizioni, per cui non è sicuramente un nome a caso e potrebbe dar battaglia anche su quello che sarà l'epilogo della corsa. Ma torniamo poi sugli altri atleti che compongono questo gruppo nutrito che al momento sta sembrando procedere di comune accordo. Abbiamo anche presente il team Polti Visit Malta con Dario Giuliano, abbiamo poi Fernando Tercero. Scorrendo sempre l'elenco degli atleti in testa alla corsa abbiamo anche il team Ucchio con Tommaso Dati, Simone Raccani e Nicolo Garibbo. Anche questi sono atleti sui quali si sono accesi i riflettori proprio alla vigilia della corsa. Abbiamo poi presente lo SWAT Club con Lorenzo Ginestra e Francesco Carollo. Quindi abbiamo la formazione della SC Padovani Polo Cherry Bank con Tommaso Quaglia e Kevin Bertoncelli.
Era presente nel drappello di testa anche il giovane Kevin Pezzorosola in maglia General Store, però Radio Corsa ce lo segnala attardato rispetto alla testa della corsa. Sicuramente nei primi chilometri di gara Pezzorosola aveva creato un po' di bagarre in testa al gruppo, ora forse sta un pochino pagando dazio. Per la General Store invece sono presenti anche Kevin Biel e Davide De Cassan, anche loro non sono nomi a caso, ma degli atleti sui quali si erano accesi i riflettori proprio in vista di questo traguardo. Scorrendo poi abbiamo la MG Capavis Costruzioni Ambiente con Andrea Cantoni e Francesco Parravano, quindi abbiamo la Gragnano Sporting Club con Simone Lucca, la Vega Vitalcare Dynatech con Luca Bagnara, quindi Luca Martin della Max Solar Raymond, atleta tedesco. Poi per la ciclistica rostese abbiamo Gabriel Fede e Tommaso Tessitore, sempre della ciclistica rostese. Questa una rapida successione su questo gruppone che sta animando la testa della corsa. Ricordiamo che mancano ben 55,2 km al traguardo. Intanto vediamo che la strada inizia a salire. Dovrebbero essere in questo momento prossimi all'ingresso nell'abitato di Asiago, per cui siamo sull'altopiano, come potete vedere anche dalle immagini. E sin qua dobbiamo dire che è stato un giro del Medio Brenta parecchio acceso, soprattutto nella parte pianeggiante del percorso. Parlavamo prima degli atleti che compongono la testa della corsa e facevo appunto il nome di Luca Cretti. Luca Cretti che da sottolineare, lui è già giunto 2 volte secondo nelle ultime 2 edizioni del Medio Brenta, per cui forse avrà anche la voglia di riscattare un pochino queste medaglie d'argento che ha inanellato nelle ultime 2 edizioni. Poi ovviamente al suo fianco anche un gruppo di scalatori esperti che potrebbero fare la differenza per quanto riguarda ovviamente la formazione guidata da Flavio Miozzo, per cui la NBH Bank CSB Telecom Fort. Ora intanto vediamo ovviamente gli atleti che si avvicinano alle ammiraglie. In questo momento la telecamera è fissa su Santiago Ferraro della Bardiani CSF. Ovviamente Bardiani, formazione che lo scorso anno è stata leader della corsa e che ovviamente ha fissato il suo obiettivo anche per questa edizione numero 40. Ricordiamo infatti che nell'edizione dello scorso anno il podio era così composto: ovviamente a vincere la corsa fu Filippo Turconi su Luca Cretti e Valerio Conti. Nel frattempo, ancora con le immagini sulla testa della corsa, vediamo ora un atleta avvicinarsi per chiedere forse informazioni su quanto sta accadendo sul percorso. Ora abbiamo invece la telecamera che si sposta nuovamente sugli atleti della SC Padovani Polo Cherry Bank, in particolare sull'atleta numero 54 Kevin Bertoncelli, che in questo momento sta chiudendo il gruppetto di testa. Ora vediamo invece il dorsale 49 chiedere l'intervento. Si parla di Nicolas Travella della ABS Carrera Premac. Nel frattempo vediamo che le telecamere ci permettono di ovviamente spaziare sul paesaggio dell'altopiano. Al momento vediamo il gruppo di testa che sembra procedere in comune accordo.
scorre intanto veloce la conta all'indietro dei chilometri che mancano al traguardo. Ora sono gli atleti della NBH a fare l'andatura in testa alla corsa. Intanto vediamo che comunque il pubblico è sempre presente. Oramai è veramente diventata un appuntamento fisso questa del Giro del Medio Brenta, che ricordiamo gara che si porta alle spalle una sua storicità, ma che permette anche di essere volano per i territori. Dalla regia mi dicono che intanto abbiamo un primo blocco di interviste che sono state realizzate poco prima della partenza. Ovviamente, come lo dicevo anche prima, presenti numerose autorità. Adesso andremo a sentire le testimonianze di Michele Michelon, presidente del Veloce Club Villa del Conte, Alessandro Ballan del AD della Ballan SPA e Nicola Pettenuzzo, sindaco di San Giorgio in Bosco. Michele Michelon, è arrivato il giorno del 40° Giro del Medio Brenta. Innanzitutto un grandissimo compleanno da festeggiare. 40 anni non sono pochi, siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui. Abbiamo curato il più possibile quello che riguarda la sicurezza, anche se sappiamo bene che non abbiamo mai la certezza che non può succedere niente, però arrivare a questo numero è importante. Una manifestazione con un arrivo inedito e soprattutto con un parterre di grandissimi campioni, perché non sono più dilettanti quelli al via, ma sono veri professionisti. Diciamo che abbiamo messo insieme un gruppo folto di corridori, dove ci sono ottimi corridori, campioni, atleti che hanno già vinto, diciamo, nel passato questa corsa. Abbiamo corridori giovani e credo se il tempo ci aiuta sarà una bella gara. Sarà sicuramente una giornata lunghissima e bellissima di ciclismo, è già però il momento di dire qualche grazie. Sicuramente grazie a tutto il gruppo, perché oggi abbiamo più di 150 persone a terra, abbiamo le forze di polizia locale che ci aiutano, abbiamo la polizia stradale numerosa, abbiamo le motostaffette numerose, quindi è importante. Abbiamo tra l'altro anche un arrivo inedito, perché per quest'anno, diciamo, per festeggiare i 40 anni arriviamo con gli ultimi 3 chilometri che sono tutti in continua ascesa. Alessandro Ballan, amministratore delegato della Ballan SPA, una grande emozione oggi. Sì, hai detto giusto, una grande emozione. Oggi è il 40° anno della corsa al Giro Medio Brenta. Gli organizzatori hanno fatto sicuramente un grandissimo lavoro. Posso solo fare un in bocca al lupo agli atleti. Un ringraziamento particolare va a tutti gli organizzatori, i volontari che ci danno una mano, alle forze dell'ordine, alla polizia, ai carabinieri, ai vigili e tutti quelli che sono lungo la strada, visto che è un circuito in linea, che presidiano la sicurezza. Dopo speriamo che la corsa vada per il verso giusto. Siamo nella gara di casa, abbiamo la squadra, oggi hanno portato anche una squadra molto competitiva per il circuito. Il ciclismo non è mai scritto niente, però ci contiamo che alla fine magari ci faccia una bella sorpresa. Questo è magari un pensiero mio personale, essendo ovviamente della famiglia Ballan. E guardando al futuro invece? Guardando il futuro, diciamo che l'asticella che ci hanno imposto il nostro team si è alzato moltissimo. Siamo passati da una squadra dilettantistica continental a una squadra professional. Non è facile, sono livelli molto elevati per quanto riguarda la nostra azienda. Intanto oggi occupiamoci di questo e sicuramente auguriamo un ottimo futuro e altri 40 anni al Giro del Medio Brenta. Nicola Pettenuzzo, primo cittadino di San Giorgio in Bosco, passerà un'importante corsa oggi nel suo paese. Sì, un'importante corsa che sta da tanti anni passando per i nostri territori. Oggi si festeggia il 40° anniversario di questa meravigliosa avventura sportiva, un evento che noi sentiamo e che amiamo particolarmente, perché innanzitutto dietro c'è la forza della Ballan, che da sempre crede in questo sport, da sempre investe in questo sport, e quindi è un motivo di grande orgoglio per noi essere parte di questa organizzazione, dare il nostro contributo anche come piccolo comune e soprattutto vedere questi meravigliosi atleti che attraversano il nostro territorio.
eleganza! Guarda che sicurezza! Wow, che precisione! Mai vista una porta da garage così performante? Ballan, le porte basculanti che tutti i garage vorrebbero avere. Come avete potuto sentire, grande entusiasmo da parte delle autorità che sono presenti sul percorso. Nel frattempo noi vi diamo un riferimento sull'altopiano di Asiago, ovvero l'altopiano dei 7 comuni. Un'area molto vasta che si trova sulle prealpi vicentine, a cavallo tra la parte settentrionale della provincia di Vicenza e la parte sudorientale della provincia autonoma di Trento. Tra le peculiarità di quest'area, l'altopiano fu abitato dalla minoranza etnica dei Cimbri. E ovviamente noi ne approfittiamo anche per agganciarci in diretta con le immagini. Da Radio Corsa ci hanno dato anche un ultimo aggiornamento sui movimenti in testa alla corsa. Sono ora 31 gli atleti al comando. A 46 secondi è segnalato il dorsale numero 97 Luca Martin della Max Solar Raymond, che tra l'altro Luca Martin era stato tra i fautori dei vari tentativi di allungo che c'erano stati prima che la corsa riuscisse poi ad entrare nel circuito dell'altopiano. A seguire, ad oltre 2 minuti, c'è un altro drappello di 25 inseguitori. Intanto queste sono le immagini dall'alto che ci arrivano dal drone condotto da Andrea Tonin, che ovviamente ringraziamo, sempre puntuale e prezioso per darci anche uno spaccato diverso. Ora invece ci spostiamo con le telecamere poste su Moto 1 e Moto 2 per ritornare sul nutrito drappello di testa. Ricordiamo appunto 31 gli atleti al comando, carovana che è già entrata nell'abitato di Gaglio e per cui sta già assaggiando quello che sarà poi il percorso clou che porterà al traguardo posto alla Sky Area Le Melette di Gaglio. Ecco qui ancora gli uomini della MBH Bank a fare l'andatura. Ovviamente la MBH è tra le formazioni favorite al traguardo, ne parlavamo anche poco fa. Si è presentata al via della corsa con una nutrita rosa di scalatori, tra cui appunto spiccano il nome di Alessandro Fancellu, Alessandro Verre, Lorenzo Nespoli, appunto Luca Cretti, che conosce benissimo questo traguardo, e Fausto Masnada. Masnada, tra l'altro, che torna in gara a 10 anni dal successo ottenuto su queste strade nel 2016. Poi tra le formazioni che stanno
componendo questo drappello di testa. Abbiamo fatto menzione anche del Team Polti Visit Malta con lo spagnolo Fernando Tercero, e ovviamente anche lui vede i riflettori puntati perché appunto per le sue peculiarità e attitudini potrebbe essere tra i favoriti al traguardo. Nel frattempo ci stiamo avvicinando al passaggio del GPM di Stoccareddo. Ecco qui ancora, grazie ovviamente alla panoramica dall'alto, possiamo vedere questo nutrito gruppo. Ora la telecamera si sposta sugli atleti biancoverdi della formazione padovana presieduta da Galdino Peruzzo. Ricordiamo, sono 2 gli atleti della SC Padovani Polo Cherry Bank a comporre questo drappello di testa. Prima la telecamera era su Kevin Bertoncelli, con lui anche il compagno di squadra Tommaso Quaglia. Poi avevamo fatto anche menzione di un altro atleta sul quale si sono accesi i riflettori parlando di favoriti della corsa, ed è Tommaso Dati. Altro grande favorito alla vigilia in un 2026 nel quale ha già raccolto numerosi successi, tra i quali ovviamente si annovera il successo di tappa alla settimana Coppie Bartali, una tappa al Tour of the Alps, 3 tappe alla Tour of Japan, la classifica finale nel tour disputato in Corea e il secondo posto nel campionato italiano Elite vinto da Jonathan Milan, per cui anche lui è sicuramente un altro atleta da tenere d'occhio in questa fase di gara. Nel frattempo abbiamo la possibilità di darvi anche il rilevamento sul primo GPM di Stoccareddo. A transitare per primo è stato Luca Cretti della MBH Bank Telecomfort, secondo il dorsale numero 21 Alessandro Verre, sempre della MBH, e terzo l'altro portacolori della MBH, ovvero Matteo Ambrosini, per cui un primo passaggio sul GPM di Stoccareddo tutto a trazione MBH Bank. Nel frattempo abbiamo visto un pochino in difficoltà il portacolori della SC Padovani Polo Cherry Bank. Vedremo se riuscirà a ricongiungersi con la testa della corsa. Nel frattempo vediamo sempre per la Padovani che è presente anche il dorsale numero 52 Tommaso Quaglia. Nel frattempo le telecamere presenti sulle moto ci permettono anche di avere un primo riscontro su quelli che sono gli immediati inseguitori. Pedalata pesante rispetto alla testa della corsa, che sembra un pochino più fluida, con ovviamente gli uomini della MBH Bank a fare l'andatura. Ecco qui il gruppone che compone la testa della corsa. Nel frattempo dalla regia mi dicono che abbiamo la possibilità di collegarci nuovamente con Eleonora Colizzi, che ricordiamo lei si trova sul traguardo della Sky Area Le Melette, però magari può darci un pochino il polso della situazione su come si sta evolvendo la corsa. Ciao Eleonora, ben ritrovata. Ben ritrovati, sì, mi trovo ancora una volta in zona arrivo. Ovviamente non riusciamo a vedere i passaggi perché, a differenza dell'anno passato, non arrivano in centro a Gallio ma su una strada praticamente parallela, e quindi gusteremo, diciamo, quella che è la salita finale che porta all'arrivo. Pian piano stanno arrivando le squadre, ma stanno arrivando anche diverse persone, anche turisti che si trovano in questa zona per poter assistere all'arrivo, visto che anche chiedono informazioni per quanto riguarda l'orario di arrivo. Bene, nel frattempo diciamo che per te sarà un pochino l'effetto sorpresa quando te li vedi arrivare al traguardo, perché non avendo la possibilità di vedere come evolvono gli ultimi chilometri di gara sarà un po' così.
Esatto, io ho avuto l'occasione di fare ovviamente in macchina il tratto dell'ultima salita di 4,5 km. Nel frattempo sto seguendo anch'io ovviamente la diretta e la telecronaca, e per quanto riguarda appunto gli ultimi 4,5 km, per via di una previsione che si potrebbe fare, diciamo che c'è proprio un punto che è quello dove raggiunge il 13% di pendenza massima, che sicuramente sarà selettivo, perché andare incontro ad una salita del genere quando appunto mancano pochissimi chilometri al traguardo è dura. Eleonora, ovviamente da ex atleta mi permetto di fare questa simil chiacchiera da bar, ma tu ce l'hai un favorito nel gruppo di testa? Allora, io spero più che altro sia ovviamente per me considerato favorito, ma che giustamente magari vuole togliersi quello che è l'amaro in bocca, Luca Cretti, perché dopo 2 secondi posti nelle passate edizioni sicuramente il suo desiderio sarebbe quello di raggiungere la vittoria qui dopo 2 secondi posti, appunto, come mi diceva anche prima della partenza. Bene, noi Eleonora ti ringraziamo, torneremo ovviamente da te per ulteriori ragguagli. Nel frattempo dalla regia mi dicono che abbiamo la possibilità di trasmettere un primo blocco di interviste proprio agli atleti favoriti alla corsa che sono state raccolte prima della partenza. Siamo con Fausto Masnada e Luca Cretti della MBH, quest'anno un ritorno dopo 10 anni dalla prima vittoria qui al Giro del Medio Brenta. Sì, come hai detto tu, sono 10 anni che ho avuto la possibilità di vincere questa gara, ho avuto l'occasione di partecipare. È passato tanto tempo, ma comunque sia oggi è un'altra giornata, mi fa piacere essere qua, vestire nuovamente i colori dell'MBH Bank, anche se è cambiato nome, ma comunque sia, diciamo che tutto il management è rimasto lo stesso. È un percorso diverso rispetto a quello dell'edizione dove ho ottenuto la vittoria, però forse più impegnativo, ma vedremo comunque di portare a casa un ottimo risultato anche oggi. Luca, per te invece 2 secondi posti nelle ultime 2 edizioni, quest'anno forse è la volta buona? Ma sì, siamo qua con una squadra veramente forte e sicuramente abbiamo tutti i corridori adatti al percorso, ma faremo il possibile per essere davanti e vediamo cosa succederà anche quest'anno. Filippo D'Aiuto per la General Store, oggi un circuito impegnativo ma è una gara molto importante. Sì dai, come tutte le gare proviamo a fare il meglio che possiamo, abbiamo una buona squadra e poi vediamo un po' come si mette la gara e proviamo a fare il meglio. Per quanto riguarda invece il punto decisivo di questo percorso che prevede tanti saliscendi, secondo te dove si deciderà la corsa? Allora, è una gara che non ho mai fatto e quindi onestamente non la conosco neanche troppo bene, adesso penso un po' che vedremo un po' come si metterà la gara e quando ci sarà selezione proveremo a stare davanti, saremo davanti e poi ci muoveremo di conseguenza anche. Valerio Conti per la Team Solution Tech, l'anno scorso un podio per te, un 3° posto, quest'anno invece come andrà? Hanno cambiato il percorso e hanno fatto un cambiamento importante che agevola ancora di più i scalatori e difficilmente magari si arriverà il gruppetto che c'è stato, eravamo abituati a vedere in volata ristretta. Per quanto riguarda la mia squadra siamo in pochi ma abbiamo della grinta e io proverò a dare il meglio, non so dirti dove arriverò, però l'importante è dare quello che si ha. Visti i tuoi anni di esperienza, secondo te dove si deciderà la corsa oggi? Secondo me sarà uguale allo svolgimento che c'è sempre stato e in salita vincerà chi avrà più grinta, che starà meglio. Ed eccoci di nuovo con le immagini in diretta che tra l'altro ripropongono alcuni degli atleti che Eleonora Colizzi ha sentito nella pre-gara. La MBH si è presentata al via del Giro del Medio Brenta con una squadra molto importante dal punto di vista degli scalatori, sta facendo l'andatura in questo momento. Abbiamo visto una gran voglia di riscatto da parte di Luca Cretti che appunto ne abbiamo fatto menzione anche
poco fa, lui per 2 volte consecutive è arrivato secondo al traguardo, per cui la voglia di sfatare questo secondo posto c'è e la gamba sembra girare bene, per cui ci sono tutti i presupposti per vederlo nuovamente protagonista. Nel frattempo vi ricordiamo che mancano 37,4 km al traguardo posto alla Sky Area Le Melette di Gaglio. Eccoci qua con le immagini sui portacolori della MBH, in particolar modo vediamo ora il dorsale numero 21 Alessandro Verre a fare l'andatura in testa alla corsa. Gli immediati inseguitori invece, che c'erano stati segnalati con un gap importante, li potete vedere posizionati sulla destra dello schermo. Ora invece siamo tornati sul drappello che sta componendo la testa della corsa, sempre le maglie della MBH Bank a fare l'andatura. Gli atleti guidati dal DS Flavio Miozzo. Per loro è una gara di casa, per cui ci tengono a fare bene. Qui intanto il transito sul comune di Valbrenta. Fortunatamente non c'è nessuna nuvola all'orizzonte, quindi un epilogo ce lo immaginiamo ben diverso dallo scorso anno, dove ci sono state una serie di acquazzoni che hanno minato anche l'epilogo della corsa. Non ho riscontro dei gradi, però sicuramente l'altopiano porterà qualche grado in meno rispetto alla pianura, dove erano stati segnalati 34 gradi prima nel corso dei primi chilometri di gara. Ora invece con questa fantastica cartolina dall'alto ci permette di dare anche una percezione del dove siamo sull'altopiano dei 7 comuni. Una bellissima vegetazione, e qui abbiamo il transito degli atleti quando mancano appunto 36 km al traguardo. Dovranno transitare una seconda volta sul GPM di Stoccareddo, che come vi abbiamo detto poco fa aveva visto in evidenza gli atleti del DS Flavio Miozzo, con Luca Cretti a transitare per primo sulla GPM. Noi intanto ne approfittiamo anche per darvi una panoramica delle squadre che sono presenti al via. Abbiamo 4 team UCI Professional, abbiamo 15 team UCI Continental e 9 club team, per un totale di 154 partenti. A proposito di protagonisti di giornata, noi vi proponiamo anche il secondo blocco di interviste agli atleti realizzato poco prima della partenza. Nicolò Garibbo e Tommaso Dati per il team UKO, oggi come state? Ma dai, abbastanza bene, e diciamo una gara totalmente diversa rispetto al campionato italiano. Eravamo in fuga tutti e due, poi Tommaso è riuscito ancora a far secondo e abbiamo fatto vedere di star bene. Speriamo anche oggi, dai, nonostante la salita sia magari un po' più lunga e magari un po' fuori dalle nostre caratteristiche, però vediamo. Tommaso, per te è un bellissimo secondo posto ai campionati italiani dentro un grande come Jonathan Milan, arrivi da un bel periodo. Sì, in realtà tutto l'anno sta andando veramente bene, i risultati personali sono sicuramente venuti come quelli per la squadra. Adesso resettiamo e guardiamo ad oggi, vedremo cosa fare e sicuramente daremo il nostro meglio. Marco Palomba per l'ASC Padovani, un circuito davvero impegnativo, proprio come ci dicevi. Sì, l'arrivo in salita deciderà le sorti di questa gara. Non credo sia un arrivo molto adatto per me, però cercherò di tenere duro, soprattutto se riesco a scollinare fino a Gaglio probabilmente cercherò di giocare le mie carte sul finale, anche se la vedo parecchio dura. Arrivi da un piazzamento al Trofeo Città di Brescia nella settimana, il corso della stagione come sta proseguendo? Sì, dai, da inizio stagione che riesco a essere parecchio costante. Ho avuto 2 intoppi, uno a marzo che mi ha lasciato fuori dalle corse un mese e a inizio giugno altri 9 giorni,
e comunque la condizione è buona e riesco a essere sempre presente soprattutto nei percorsi più adatti a me. Leonardo Volpato per la Campana Imballaggi, arrivi da un giro davvero duro, oggi sei qui al Giro del Medio Brenta. Sì, esatto, è da 2 settimane che si è concluso il Giro Italia Under, mi sembra di aver recuperato bene, la gamba gira bene, anche con la squadra siamo andati a provare il percorso, visto qualche cambiamento, quindi spero di avere le idee chiare sulla gara di oggi, ecco. Appunto, visto il cambiamento che c'è stato in quello che è il circuito, dove prevedi si deciderà la corsa o dove prevedi di magari attaccare anche tu? Beh, di sicuro la fase decisiva è sulla salita delle Melette, che comunque sono 10 minuti di salita impegnativi, quindi là si giocheranno le ultime carte, però di sicuro anche prima è impegnativo, quindi non è una gara scontata e è da stare attenti anche nella salita appunto a Marostica, a Crosara, che anche là si può rompere il gruppo e da stare davanti, ecco. L'attenzione dei nostri atleti si sposta dunque nel tratto finale di questo percorso, un tratto finale che è stato variato rispetto alla tradizione. Ricordiamo infatti che la carovana o il drappello di testa, perché appunto non conosciamo quale sarà lo sviluppo successivo dell'epilogo della corsa, porterà ad una salita di 4,5 km che appunto farà arrivare gli atleti alla scagliarea Le Melette di Gaglio con una pendenza media del 9% e punte del 13%. Qui ci troviamo quindi ad un traguardo posto oltre i 1400 metri, per cui insomma i fari sono proprio puntati sulla difficoltà di quest'ultima asperità di giornata, molto spettacolare per quanto riguarda il pubblico e gli spettatori ovviamente, un po' meno per chi la deve percorrere. Nel frattempo, quando la corsa è arrivata al chilometro 135, sono sempre 31 gli atleti al comando e sempre nutritissima la formazione MBH Bank a fare l'andatura in testa alla corsa. Subito alle loro spalle vediamo anche le maglie bianco-azzurre della Bardiani CSF, che ricordiamo lo scorso anno si è aggiudicata l'edizione 2025 con Filippo Turconi, che abbiamo anche sentito nella clip di preview della corsa. Ancora un'ampia panoramica grazie al drone di Andrea Tonin ci permette di addentrarci sulla fase di gara. Ovviamente ora si è spostata in toto sull'altopiano di Asiago. Noi abbiamo anche la possibilità di darvi un primo ragguaglio sul ritardo dei 25 inseguitori rispetto alla testa della corsa. Hanno rosicchiato qualche secondo perché ora vengono segnalati ad 1 minuto e 30, quando prima il gap era superiore ai 2 minuti, per cui inizia ad esserci anche una risposta da parte degli immediati inseguitori, sui quali noi ci siamo portati proprio ora con le nostre telecamere per dare anche riscontro dei dorsali che ne compongono questo drappello. Ecco qui lo spaccato, come è distribuita la corsa. Ovviamente abbiamo la Moto 2 con Diego Santarossa e Roberto Casarin piazzata sugli inseguitori, mentre Moto 1 con Silvano Da Rossa e Andrea Finn è sulla testa della corsa. Ricordiamo che ci sarà un secondo passaggio sul GPM di Stoccareddo e poi appunto la corsa volgerà nelle battute finali di gara, ma in questo momento mancano ben oltre 30 km al traguardo, quindi tutto davvero può ancora succedere, soprattutto se alle spalle del drappello di testa inizia ad esserci un maggiore accordo che permette dunque di ridurre il gap. Vediamo intanto qui pronti per il rifornimento tutte le varie compagini che sono presenti nei 2 drappelli.
Abbiamo sentito anche nel blocco di interviste poco fa un altro nome che era stato fissato tra i favoriti di questa corsa ed è Nicolò Garibbo, che di fatto lui è forte anche del successo di tappa conquistato al Giro di Sardegna, una vittoria di tappa anche alla Tour de Comano e una al Tour of Japan, per cui anche lui è stato annotato tra gli atleti da tenere d'occhio. Nel frattempo qui ci spostiamo sugli immediati inseguitori. Abbiamo potuto vedere anche le maglie della SC Padovani Polo Cherry Bank con il dorsale numero 52 Tommaso Quaglia. Ed eccoci qua, è partito anche il conto alla rovescia sul chilometraggio, 29 i chilometri al traguardo, dopo una fetta importante di corsa, perché ricordiamo sono 175 i chilometri da percorrere e ovviamente ora iniziano anche a farsi sentire sulle gambe. Tra gli atleti invece che potrebbero rappresentare delle piacevoli sorprese in corsa dobbiamo fare una carrellata di nomi tra i migliori scalatori ovviamente del panorama internazionale che si sono presentati alla via della corsa. Abbiamo Gabriel Fede e Riccardo Santamaria della Rostese, quindi Lorenzo Dalle Crode della Trevigiani Energia Pura Marchiol, Luca Fraticelli della Vega, quindi Riccardo Uderzo della Solme Olmo, George Wood della MG Capavis, quindi Matteo Mengarelli della Gragnano, Leonardo Volpato, che tra l'altro abbiamo sentito prima nelle interviste realizzate appunto da Leonora Colizzi. Ora intanto le telecamere ci portano sulla SC Padovani Polo Cherry Bank con Tommaso Quaglia, che si è appena avvicinato all'ammiraglia per il rifornimento. E appunto Tommaso Quaglia è un altro degli atleti sui quali erano stati posti i riflettori in vista appunto della corsa. Ecco qua ancora un ragguaglio sui due drappelli che stanno animando il 40° giro del Medio Brenta. 31 in testa alla corsa, 25 gli immediati inseguitori che sono stati segnalati ad 1 minuto e 30. Nel frattempo qui vediamo il dorsale numero 11 Fernando Tersero. Attenzione perché ora nel nuovo ragguaglio cronometrico viene segnalato il gruppo degli inseguitori ad un minutaggio ancora inferiore, perché ora il gap tra i due drappelli è di 1 minuto e 15. 27,3 i chilometri ora verso il traguardo posto alla Sky Area Le Melette di Gaglio. Bellissima panoramica qui intanto su questa ascesa, ancora con le maglie della NBH Bank a fare l'andatura in testa alla corsa. Come abbiamo potuto vedere sono presenti anche gli atleti del team Ukiyo in questo nutrito gruppo di 31 atleti che sta facendo la differenza in testa alla corsa. Presenti anche le maglie della Bardiani CSF, quindi il team Polti Visit Malta, la SWAT Club, la BS Carrera, la General Store SGB Fratelli Curia. Anche questo team potrebbe avere voce in capitolo sull'epilogo della corsa.
con Davide De Cassan, che è già riuscito a piazzare alcuni successi importanti nel panorama internazionale. Sempre nella testa della corsa poi è stata segnalata la presenza della Vega Vitalcare Dynatech e della ciclistica rostese. Intanto continua a scorrere il conto alla rovescia verso il traguardo. Ora sono 26 i chilometri che ci porteranno poi all'epilogo di questo 40° Giro della Medio Brenta. Ancora una bellissima panoramica sull'altopiano. Il transito ora sull'abitato di Gaglio, che porterà poi gli atleti al GPM di Stoccareddo per il secondo passaggio. Come potete vedere, le nuvole che si vedono all'orizzonte non sono portatrici d'acqua, per cui buon segno anche per gli atleti, che potranno quindi concludere la corsa con l'asciutto, a meno di evoluzioni dell'ultimo secondo, ma al momento tutti gli elementi ci portano a dire che sarà un traguardo all'asciutto. Ecco qui presente ovviamente copiosa la squadra dei volontari chiamati a fare assistenza a bordo strada per permettere lo svolgimento in piena sicurezza della corsa. Nel frattempo, mentre vediamo lo svolgimento della corsa con in parallelo la testa della corsa e gli immediati inseguitori, mi dicono dalla regia che abbiamo la possibilità di collegare Eleonora Colizzi, sempre presente sul traguardo dello Sky Area delle Melette di Gaglio. A te Eleonora. Sì, Romina, ancora appunto mi trovo qui in zona arrivo. Inizia ad arrivare gente, inizia ad arrivare il pubblico che sta attendendo l'arrivo e il traguardo di questa corsa. Diciamo che ancora non si ha nulla di certo, si inizia un po' a discutere su chi appunto potrebbe essere il favorito di giornata, soprattutto perché a quasi 25 km dalla conclusione abbiamo ancora un gruppo più che folto, quindi insomma sarà sicuramente una sorpresa. Sì, nel frattempo tra l'altro c'è anche una buona risposta da parte degli immediati inseguitori, per cui non è così scontato che si arrivi con questi 31 al comando. Esattamente, per questo che la gara crea quella che è un po' l'ansia della volata, sì, che potrebbe essere a un gruppo ristretto, oppure se qualcuno riuscirà a prendere maggiore vantaggio, magari anche solo di forza, e staccare gli altri in quella che è l'ultima ascesa verso l'arrivo. Sì, diciamo che per le peculiarità del percorso mi verrebbe più da pensare ad un epilogo, forse con un drappello di pochissime unità, anche perché insomma le pendenze sono importanti nell'ultimo tratto. Nel frattempo io ne approfitto per dare un nuovo ragguaglio per quanto riguarda il cronometraggio, perché ora ovviamente, come avete potuto vedere dalle immagini, la corsa è entrata nuovamente nell'abitato di Gaglio. Dovranno poi passare per la seconda volta sul GPM di Stoccareddo, e il gruppo degli inseguitori è sempre ad 1 minuto e 15, per cui insomma sempre qualche secondo in meno rispetto a qualche chilometro fa. Esatto, diciamo che anch'io sono più dell'idea che arriverà un gruppetto, anche numeroso se appunto rimane così o poco invariata la situazione in corsa, però diciamo che a parer mio gli arrivi a gruppo ristretto sono i più emozionanti, perché fino agli ultimi metri non si sa chi potrebbe vincere, e in questo caso sarà un'emozione assistere all'arrivo.
Ovviamente poi noi avremmo la possibilità di collegarci direttamente con te subito dopo il traguardo e dar viva voce ai protagonisti di giornata. Noi nel frattempo ringraziamo Eleonora, poi torneremo a collegarci nel proseguo della corsa e torniamo in diretta con ovviamente gli atleti. Ora vedete che l'andatura si fa più spedita rispetto a qualche chilometro fa, molto probabilmente si sta forzando la mano in testa alla corsa in questo tratto in leggera discesa che permette anche agli atleti di rifiatare in vista poi delle asperità di giornata. Noi ovviamente ringraziamo ancora una volta la squadra di ciclismo web super operativa per permettere il live di questa corsa. Da non dimenticare ovviamente i nostri registi, ovvero Manuel Canton e Fabio Simonetto, che fanno un lavoro egregio di coordinamento delle varie persone che sono sia sul posto e ovviamente qui con il commento a fare da collante appunto a tutte le persone presenti sul percorso. Ed eccoci qua, ovviamente ci riportiamo sul trappello che sta animando questa 40ª edizione del Giro del Medio Brenta. Noi vi daremo ovviamente riscontro poi di quello che sarà il passaggio sul secondo GPM di Stoccareddo, che ricordiamo prima aveva visto gli uomini della MBH Bank Telecomfort a fare l'andatura. Per come è la situazione in questo momento potrebbe essere il secondo passaggio al GPM speculare al primo, per cui vedremo se la carrellata in testa alla corsa sarà la medesima del passaggio precedente. Ovviamente anche qui siamo in un tratto di discesa dove gli atleti possono rifiatare un pochino, una discesa anche abbastanza sinuosa, che è peculiarità poi dell'altopiano di Asiago con i suoi tornanti che segnano il tracciato di questa 40ª edizione del Giro del Medio Brenta. Ecco qui ancora una bellissima immagine dall'alto che ci permette di avere anche il polso della situazione sul passaggio degli atleti. Come vedete ci sono delle curve a gomito, per cui l'attenzione deve essere sempre altissima da parte degli atleti che stanno affrontando questo tratto in discesa. Non abbiamo ancora un riscontro aggiornatissimo per quanto riguarda il chilometraggio, ma facendo ovviamente il confronto sull'ultimo aggiornamento molto probabilmente saremo intorno ai 20 km al traguardo. Ci avviciniamo veramente alle fasi calde di giornata per quanto riguarda quello che sarà poi l'epilogo. Un epilogo che appunto, come dicevamo prima anche nel collegamento con Eleonora, è davvero suggestivo e spettacolare, al di là delle pendenze e delle asperità di giornata. Per chi vive e vede il ciclismo non in bici è sicuramente un bellissimo colpo d'occhio. E la macchina organizzativa di questo Giro del Medio Brenta ha ovviamente studiato nel dettaglio per alzare un pochino l'asticella rispetto a quella che è la storicità e la tradizione di questo percorso, sempre molto sentito sia dalla comunità altopianense ma anche dalle squadre che rispondono sempre presente alla chiamata
Ricordiamo appunto un nutrito numero di atleti sia nazionali che internazionali hanno risposto presente per prendere parte appunto alla corsa. Una corsa che in passato ha visto nomi importanti inserirsi nell'albo d'oro e a maggior ragione può essere poi trampolino di lancio anche per gli atleti che da questo mondo ambiscono al mondo del professionismo. Giusto per darvi menzione di alcuni nomi che hanno messo la propria firma nell'albo d'oro di questa corsa, lo scorriamo insieme per darvi lustro e menzione appunto, l'aveva fatto anche in apertura di puntata il nostro direttore Andrea Finn. Noi nel frattempo, finché ci riagganciamo in diretta, andiamo a vedere chi ha preso parte in passato a questa corsa e ha messo appunto il proprio nome nell'albo d'oro, riuscendo poi a farlo divenire trampolino di lancio per quella che è stata la sua carriera futura. Nel frattempo però ho un piccolo ragguaglio in diretta al quale do la precedenza rispetto appunto al racconto storico della corsa. Ci dicono che si va verso l'ultimo GPM di giornata e siamo al chilometro 152, per cui esattamente la mia previsione era corretta, mancano 20 chilometri al traguardo. Nel frattempo però vediamo che nel drappello degli immediati inseguitori il gruppo si sta rompendo. Molto probabilmente adesso c'è chi ha voglia e ha fame di andare a prendersi il drappello di testa e poter dire la propria, anche se effettivamente a livello numerico il gruppo di testa è formato da ben 30 unità, per cui insomma l'ambizione ad un piazzamento per quanto riguarda gli immediati inseguitori, a meno che non si compattino in toto i due drappelli, la vedo abbastanza dura, però tutto potrebbe essere in questa fase della corsa. Ecco qui un'altra bellissima panoramica con il drone condotto da Andrea Tonin, ci permette di vedere gli sviluppi della corsa. Noi ne approfittiamo invece per riprendere un pochino quello che era il nostro momento a Marcord con gli atleti che hanno scritto le pagine di questo Giro del Medio Brenta. La prima edizione porta il nome di Giorgio Furlan, 1986. Noi intanto ci stiamo avvicinando al GPM di Stoccareddo, secondo e ultimo passaggio. Nel frattempo vedete che a bordo strada è nutrita anche la presenza, oltre che delle società ovviamente, ma anche del pubblico, complice anche questa bellissima giornata di inizio luglio. Ecco qui, ancora una volta le maglie della NBH Bank a fare l'andatura, però attenzione perché c'è la risposta della Bardiani. Vedremo appunto a brevissimo l'epilogo del secondo passaggio sul GPM. Ancora una volta sono le maglie della NBH Bank a fare l'andatura. Infatti Radio Corsa ci segnala che il transito sul secondo GPM di Stoccareddo vede il dorsale numero 18 Matteo Ambrosini passare per primo, a seguire Santiago Ferraro della Bardiani CSF e Alessio Martinelli sempre della Bardiani CSF. Quindi abbiamo visto rispetto al passaggio precedente una risposta importante della Bardiani, che ricordiamo lo scorso anno ha posto la propria firma sulla corsa. Ovviamente ora vediamo che c'è un po' di bagarre in testa al gruppo. Qui ancora
sulle maglie della NBH, in particolare con Luca Cretti tra i favoriti di giornata. Vedremo poi nel frattempo, appunto, abbiamo la possibilità di darvi un ragguaglio su quello che è la testa della corsa. Vediamo ora le maglie della NBH Bank a fare l'andatura. Si è sganciato dal drappello di 31 corridori, un duo di atleti che sta ora dettando legge in testa alla corsa quando mancano poco oltre di 18 km al traguardo. Potrebbe essere questa un'azione significativa per l'epilogo? Può essere, soprattutto se diamo anche lettura di chi sono gli atleti in testa alla corsa. E per quanto riguarda la NBH abbiamo Alessandro Fancellu, dorsale numero 19. Con lui poi abbiamo il dorsale numero 24 che è Tommaso Dati del team Ukio. Vedremo ora quale sarà la risposta degli ex compagni di avventura. Ora vediamo una dura reazione degli immediati inseguitori. Molto probabilmente nessuno vuole che questo duo si concretizzi. Mancano 17,8 km al traguardo, ma i due atleti in testa alla corsa potrebbero essere davvero molto pericolosi sull'epilogo di gara. Ora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo subito in diretta con questo 40° Giro del Medio Brenta. Eleganza! Guarda che sicurezza! Wow, che precisione! Mai vista una porta da garage così performante? Ballan, le porte basculanti che tutti i garage vorrebbero avere. Ed eccoci di nuovo in diretta. Stanno facendo sul serio davanti Tommaso Dati del team Ukio e Alessandro Fancellu della NBH Bank. La loro azione lanciata subito dopo il secondo passaggio sul GPM di Stoccareddo potrebbe essere decisiva sull'epilogo di gara. Ricordiamo, mancano poco più di 12 km al traguardo. Ora attendiamo anche il rilevamento cronometrico per quanto riguarda gli immediati inseguitori, però questo duo, per come si sta comportando sino a questo momento, sembra essere destinato ad avere ampio margine sugli immediati inseguitori. Ed eccoli qua. Ricordiamo che tra l'altro tra gli immediati inseguitori c'è una nutrita presenza delle maglie della NBH Bank Telecom Ford. Questo significa che
potrebbero fare da tappo ovviamente a eventuali rilanci da parte degli inseguitori sulla testa della corsa, perché ovviamente la volontà è quella che il proprio compagno di squadra, ovvero Alessandro Fancellu, possa coronare il sogno di vittoria su questo traguardo. Attenzione ovviamente a Tommaso Dati, che era tra gli atleti favoriti alla via. Sicuramente la condizione del portacolori del team Ukiyo è buona. L'abbiamo visto brillare in questa stagione. Ricordiamo 23enne toscano di Camaiore. Tommaso Dati era stato inserito nel pacchetto dei favoriti appunto al traguardo, mentre per quanto riguarda Alessandro Fancellu, ovviamente è un atleta per le cui caratteristiche ben si addicono a questa tipologia di percorso, per cui potrebbe essere veramente una coppia chiave per l'epilogo della corsa. Ricordiamo, mancano poco più di 11 km al traguardo. Ancora non abbiamo riscontro degli immediati inseguitori, però ovviamente questa è una fase chiave della corsa, perché concluso il secondo passaggio sul GPM di Stoccareddo abbiamo poi questo tratto che ci porterà poi eccolo qua. Intanto con questa bellissima cartolina possiamo dare anche qualche elemento in più sulla frazione del comune di Gaglio, ovvero Stoccareddo posta tra i 930 e i 950 metri d'altitudine. A strapiombo sulla Val Frenzela si innalza lo Spitzknotto, per cui è un passaggio chiave della corsa su questo bellissimo spaccato dell'altopiano dei 7 comuni. Ancora ovviamente con le telecamere sulla coppia di testa formata da Alessandro Fancellu della NBH Bank e da Tommaso Dati. La pedalata dei due è buona e sembra esserci grande accordo. Alessandro Fancellu, ricordiamo, è un atleta comasco classe 2000. Tra i vari successi e piazzamenti di prestigio ricordiamo anche che nel 2018 ha concluso al 3° posto al mondiale di Innsbruck per quanto riguarda la categoria juniores, per cui sin da giovanile ha fatto parlare di sé. E intanto scende il timer fissato sul traguardo della Sky Area Le Melette di Gaglio, perché mancano meno di 10 km al traguardo. Nel frattempo vediamo anche la presenza importante dei supporter a bordo strada in questa fase clou di giornata. Qui intanto con le telecamere ci spostiamo anche sugli immediati inseguitori. Molto probabilmente sia il team Ukiyo che la NBH Bank sta frenando eventuali rilanci da parte degli immediati inseguitori, che fino a qualche chilometro fa erano appunto in compagnia del duo che ora sta animando la testa della corsa. Nessuno sguardo, nessuna parola, sola testa bassa e pedalare per i due atleti che vedono il traguardo sempre più vicino. Abbiamo anche
una panoramica sugli immediati inseguitori. Nel frattempo noi magari possiamo riuscire a darvi menzione di chi compone il gruppetto degli immediati inseguitori. Abbiamo visto che in chiusura avevamo il dorsale numero 49 con Nicolas Travella della BS Carrera Premac. Avevamo visto anche le maglie della SC Padovani Polo Cherry Bank, che se non erro aveva perso Bertoncelli, ma era forte della presenza di Quaglia. Ovviamente noi ci stiamo avvicinando alla fase calda della corsa e ne approfittiamo per avere un ragguaglio da Eleonora che, ricordiamo, è sul traguardo. Ovviamente adesso non sarà più sola, immagino. Esatto, Romina, ben ritrovati. Adesso sta iniziando ad arrivare davvero molta gente, soprattutto agli ultimi 50 metri, proprio dove mi trovo. A differenza di come pensavamo prima, insomma, c'è stata un'azione da una coppia di testa e un episodio carino che c'è stato proprio qui in zona arrivo. C'è un gruppo di bambini con le maglie della MBH che fa il tifo e continua a urlare e tifare Fancelli, in questo caso che è in fuga, quindi sono belle le emozioni anche dei giovani che si ispirano ai più grandi. Ovviamente la MBH, oltre ad essere formazione di casa, è una di quelle formazioni che aveva posto il proprio obiettivo su questa corsa e per cui vendere a cara la pelle, come si suol dire, ai fini di agguantare il gradino più alto del podio di giornata. Nel frattempo noi non abbiamo un riscontro, ma immagino nemmeno tu, di quello che è il ritardo degli immediati inseguitori, che credo si aggiri ancora intorno al minuto, però abbiamo visto in evidenza le maglie della Bardiani CSF, che già qualche chilometro fa aveva dato del filo da torcere alla MBH, piazzandosi davanti per quanto riguarda il passaggio sulla GPM. Nel frattempo però, mentre parlo con te Eleonora, abbiamo un ragguaglio da Radio Corsa. Gli immediati seguitori, perché sono ora 27, sono a 33 secondi sulla coppia di testa, per cui molto farà l'accordo con il quale procedono i due di testa. Assolutamente sì, infatti abbiamo avuto anche noi conferma ora qui, mentre siamo in zona arrivo, di all'incirca 30 secondi per loro di vantaggio. Sicuramente sarà fondamentale come gestiranno l'ascesa di 4,5 km che porta in zona arrivo, soprattutto perché se iniziano a non collaborare più inizia ad essere molto difficile per loro arrivare all'arrivo, perché se dietro c'è la Bardiani che tira, insomma inizia a essere impegnativo. Bene Eleonora, noi ti ringraziamo, poi ci collegheremo con te subito dopo il traguardo. Perfetto, grazie mille, grazie. Torniamo ovviamente con le immagini della moto sulla coppia di testa. Dicevamo appunto il gap tra la testa della corsa e gli immediati inseguitori, che sono 27, per cui qualche atleta rispetto a prima l'abbiamo perso, però è sempre nutrito il gruppo, per cui mi sembra che i giochi siano fatti in questa manciata di secondi, perché appunto la coppia di testa formata da Alessandro Fancellu della MBH Bank Telecomfort e Tommaso Dati del team Ukiyo viaggia con un vantaggio che si aggira sui 33 secondi rispetto ai 27 inseguitori. Adesso sarà interessante vedere se Fancellu piuttosto che Tommaso Dati darà una stoccata per scollarsi di dosso il compagno di avventura, oppure ci sarà anche una risposta degli immediati inseguitori che nel frattempo riducono il proprio gap. Ora sono infatti segnalati a 29 secondi, per cui insomma hanno rosicchiato ancora qualcosina. Nel frattempo la grafica ci propone anche il countdown verso il traguardo finale della corsa, 9,6 i chilometri
che ci separano dall'epilogo di gara. Ricordiamo che non sarà un epilogo per sprinter, bensì per atleti che sono soliti misurarsi con le salite, perché ricordiamo che è previsto un finale tutto all'insù, 4,5 km che porteranno gli atleti alla Sky Area, alle Melette di Gaglio, con una pendenza media del 9% e punte del 13%, per cui insomma non sarà certo una passeggiata. Un nuovo ragguaglio cronometrico che ci viene dato da Radio Corsa, siamo sui 28 secondi di vantaggio per la coppia di testa, ricordiamo ancora una volta formata dalle formazioni del team Ukio, con Tommaso Dati che vediamo qui, dorsale numero 24, maglia rossa, mentre a fare l'andatura in questo momento c'è Alessandro Fancellu della MBH Bank Telecomfort, dorsale numero 19, e scende anche il conto alla rovescia per quanto riguarda i chilometri che ci separano al traguardo, 8,6 in questo momento. Nel frattempo vediamo che si è alzata anche l'andatura degli immediati inseguitori. Ovviamente se si concluderà così la corsa c'è in palio anche un ambitissimo terzo posto che fa gola a molti, però è difficile chiudere qui la partita perché è davvero un finale sorprendente sia dal punto di vista delle pendenze ma anche dall'esplosività, ma anche al tempo stesso di quanto la gamba saprà girare dopo aver macinato comunque una serie di chilometri tra circuito pianeggiante e ondulato, che ha poi portato la carovana della corsa ad attraversare l'altopiano di Asiago. Adesso vediamo anche la presenza dei supporter, perché ovviamente sono tanti gli atleti che arrivano da queste zone e che oggi corrono in casa. Procede intanto spedito il duo di testa. Tutto ci porta a pensare che saranno proprio Fancellu e Dati a giocarsi la vittoria di questa 40ª edizione del Giro del Medio Brenta. Giro del Medio Brenta che, come abbiamo ricordato più volte, partito nel 1986, è arrivato quest'anno alla 40ª edizione e annovera nel suo albo d'oro anche nomi importanti del ciclismo, perché se faccio una rapida carrellata, nel 1992 a vincerlo fu non uno a caso ma Gilberto Simoni, lanciato poi al mondo del professionismo con una carriera brillantissima. Nel 2002, come ne aveva fatto menzione anche nella preview il nostro direttore Andrea Finna, a mettere la propria firma nell'Albo d'Oro fu anche Damiano Cunego. Per arrivare ai tempi più recenti, nel 2011 abbiamo la vittoria di Moreno Moser con la maglia della nazionale azzurra, per poi scorrere appunto nel 2016, l'abbiamo anche sentito prima nelle interviste realizzate pre-gara, Fausto Masnada con l'allora Team Kolpak, vincitore nel 2016, per arrivare poi ovviamente al 2023. Abbiamo raccolto anche le sue dichiarazioni, ovvero quelle di Giulio Pellizzari, leader dell'edizione nel 2023 con la maglia della Bardiani allora CSF Faizanè, e per arrivare poi al 2025 con il podio di cui abbiamo fatto menzione più volte nel corso di questa diretta, con la vittoria di Filippo Turconi dell'oggi VF Group Bardiani CSF Faizanè dello scorso anno,
che oggi è diventata Bardiani CSF 7 Saber, seguito da Luca Cretti e Valerio Conti. Noi nel frattempo abbiamo un nuovo ragguaglio da radiocorsa, stanno entrando nell'abitato di Gaglio, scende a 23 secondi il vantaggio per la coppia di testa. Ovviamente il pressing degli immediati inseguitori si sta facendo sentire, vedremo se riusciranno a portare avanti questa azione iniziata, ricordiamo, subito dopo il secondo passaggio sulla GPM di Stoccareddo. Abbiamo intanto una panoramica sugli inseguitori, ricordiamo sono 27 gli atleti ora segnalati a 20 secondi, stanno macinando secondi su secondi. Attenzione perché potrebbe essere un arrivo tutto da rifare rispetto alle immagini che stiamo vedendo ora. Intanto vediamo l'ingresso nell'abitato di Gaglio. In cui ricordiamo ha tenuto a battesimo anche i traguardi delle precedenti edizioni. Quest'anno invece si sale alla Sky Area Le Melette di Gaglio con un finale sicuramente suggestivo. Eccoci qua ancora sulla testa della corsa, e per come stanno andando le cose potremo vedere anche in lontananza gli immediati inseguitori. Tanto vediamo che Alessandro Fancellu si alza sui pedali rispetto ad un Tommaso Dati che ancora sta mantenendo la sua posizione composta sulla bici. Tanto ovviamente noi ringraziamo i colleghi che ci permettono di avere questa panoramica sulla testa della corsa e gli immediati inseguitori. Ovviamente ringrazio Silvano Da Rossi e Andrea Fin in Moto 1, Diego Santarossa e Roberto Casarin in Moto 2. Al traguardo troveremo poi Matteo De Favri con la camera fissa, e ringraziamo anche Andrea Tonin perché ci ha permesso veramente di avere una suggestiva panoramica sui due pelotoncini che prima comandavano la testa della corsa. Adesso abbiamo questa coppia e il gruppo degli immediati inseguitori segnalati a poco più di 15 secondi. Adesso vediamo intanto Tommaso Dati che si gira, lo stesso fa anche Alessandro Fancellu, e noi vediamo in lontananza gli immediati inseguitori. Stiamo uscendo dall'abitato di Gaglio. Molto probabilmente adesso la coppia di testa aspetterà il rimbocco degli immediati inseguitori anche per avere un cambio. Immediati inseguitori che, ricordiamo, erano forti di una nutrita presenza sia delle maglie della NBH Bank che della Bardiani. Eccoli qua, adesso vedremo le moto in lontananza. Nel frattempo si inizia a salire. Gruppo che viene segnalato a 17 secondi. Vedremo se i due sapranno mantenere il distacco. Eccoli là. Li vediamo all'imbocco della curva in questo momento. E sono anche le maglie della Bardiani a far l'andatura. Bardiani che ovviamente, l'abbiamo detto in più occasioni, ha posto la sua bandierina su questo obiettivo. È un tracciato che conosce molto bene e che nelle passate edizioni l'ha vista più volte protagonista. In questo momento, forse intelligentemente, mi verrebbe da dire, Tommaso Dati si sta sganciando per permettere
agli inseguitori di ricucire il gap. Nel frattempo però l'azione di Alessandro Fancellu procede in maniera spedita, vediamo che la pedalata è fluida rispetto a un Tommaso Dati che quando ha visto il sopraggiungere del gruppo si è allargato. Fancellu ha proseguito. Ecco qui, siamo appunto nelle fasi clou di giornata. Prosegue l'azione di Fancellu, però vediamo anche alle sue spalle una azione di forza degli immediati inseguitori. Fancellu non molla. Anzi accelera, ha aperto il gas in questo momento, si gira per vedere quanto margine ha. Vedremo anche cosa sapranno fare i suoi compagni di squadra. Ma di fatto ci sarà brevissimo un ricongiungimento. Si parla veramente di pochissimi secondi di vantaggio per quanto riguarda il portacolori della NBH Bank CSB Telecomfort. Ora la telecamera ci porta sul drappello degli immediati inseguitori, in particolar modo abbiamo visto il dorsale numero 124 della ciclistica rostese, Fede Gabriel. Anche lui era tra i battitori liberi che erano stati segnalati come protagonisti di questa 40ª edizione del Giro del Medio Brenta. Ed ecco qui ora le maglie della Bardiani a fare l'andatura. Era stato segnalato prima Santiago Ferraro e Alessio Martinelli come componenti del gruppo che di fatto aveva lanciato l'azione che poi è esplosa con Tommaso Dati e Alessandro Fancellu. Ora vediamo però anche gli atleti del Team Polti Visit Malta in evidenza, mentre sta facendo un pochino più fatica la SWAT Club con il dorsale numero 30 Lorenzo Ginestra, che chiude il drappello di testa. Pedalata pesante, ovviamente la strada inizia a salire pesantemente e si fa sentire sulle gambe degli atleti che hanno già speso tanto dall'avvio della corsa sino a questo momento. Ci stiamo avvicinando sempre più al traguardo, -2 all'arrivo. Radio Corsa ci segnala al comando un drappello formato da 6 unità, che lo vediamo anche qui dalle immagini che ci vengono riprodotte da Moto1. Se non erro vedo ancora gli atleti del Team Polti Visit Malta a fare l'andatura. Potrebbe essere De Cassan della General Store e poi le maglie della Bardiani. Attenzione, perché questa potrebbe essere un'azione clou per l'epilogo della corsa. Ovviamente attenzione alla superiorità numerica degli uomini del Team Polti Visit Malta. In lontananza vediamo però anche la risposta del gruppo. Ovviamente qui le pendenze sono importanti e ogni metro pedalato fa la differenza. Esatto, vedevo bene, abbiamo il riscontro di Radio Corsa. Davide De Cassana è il portacolori della General Store SGB Fratelli Curia, con lui Luca Covili della Bardiani, poi abbiamo Dario Giuliano del Team Polti Visit Malta e attenzione perché c'è anche Fernando Tersero
sempre del Team Polti Visit Malta. Manca 1 chilometro al traguardo, 1 chilometro, attenzione anche a De Cassan. Questa corsa poteva e potrebbe essere nelle sue corde, è sicuramente un atleta molto interessante. Vedremo se qualcuno cercherà la stoccata finale o si procederà ad un arrivo a ranghi ridotti. Nel frattempo vediamo gli atleti zizzagare a tutta strada. Ora il pressing degli uomini del Team Polti Visit Malta. De Cassan però è ben piazzato in seconda posizione. Mani basse. Ora ovviamente con le immagini dal drone ci permette di avere una panoramica molto avvincente sull'epilogo della corsa. Attenzione perché ora vediamo grande bagarre in testa alla corsa con questo duo a sganciarsi dai compagni di avventura di quest'ultima azione di giornata. Presente le maglie del Team Polti Visit Malta. Mi verrebbe da dire che dalla pedalata sembra terziero. Siamo veramente agli ultimi metri che ci separano dal traguardo. Attenzione a De Cassan anche. Però la risposta della Bardiani c'è. L'attacco è del dorsale numero 61, ovvero Davide De Cassan. Attenzione però ora al rilancio del Team Polti Visit Malta. Però mi sembra che De Cassan sia anche lì in posizione di guardia. Attenzione anche all'uscita ora di Covili della Bardiani. Manca davvero pochissimo al traguardo. A breve avremo anche le immagini frontali sul traguardo. Ancora gli uomini del Team Polti Visit Malta a cercare di fare la differenza ed involarsi al traguardo. C'è grande pressing in testa alla corsa. Ricordiamo Team Polti Visit Malta con Dario Giuliano e Fernando Tersero. Poi Luca Covili della Bardiani che sta ora rilanciando. Mancano davvero poche manciate di metri al traguardo fisso sulla Sky Area alle Melette di Gaglio. Eccoci qua, ora ci spostiamo con la telecamera frontale, le maglie della Bardiani in testa. Vedremo se De Cassan rilancia, eccolo qua. De Cassan, General Store, SGB, Fratelli Coria, anche lui stenta a crederci. È lui il leader di questa 40ª edizione del Giro del Medio Brenta. Direi una vittoria pensata e ragionata negli ultimi metri di gara. Bravo a De Cassan a mettere il proprio sigillo su questo prestigioso Giro del Medio Brenta. Io ovviamente quando Eleonora è pronta non esitate a darle la linea. Nel frattempo noi scorriamo con le immagini dall'alto ovviamente del nostro drone Andrea Tonin. Ora abbiamo anche un replay della volata, vedete l'uscita di De Cassan quando Covili sembrava essersi avvantaggiato. La risposta del Team Polti Visit Malta, ma la progressione di De Cassan ha fatto la differenza. Eccoci qua con il podio siglato sul traguardo di giornata. L'ordine d'arrivo parla ovviamente De Cassan leader della corsa, senza troppi punti di domanda mi verrebbe da dire, secondo Dario Giuliano, terzo Luca Covili della Bardiani CSF, quindi a questo punto quarto era il compagno di squadra Fernando Tersero, compagno di squadra di Dario Giuliano. Immagino un pizzico di rammarico anche per le maglie della NBH Bank che avevano lanciato l'azione
con Alessandro Fancello, ma poi la risposta degli immediati inseguitori è stata importante. Bravi ai 4 atleti che poi sono andati a giocarsi questo finale all'insù. Bravo De Cassan della General Store SGB Fratelli Curia a dettare legge su un traguardo insidioso come quello posto sul finale di questo 40° Giro del Medio Brenta. A brevissimo avremo anche la possibilità di collegarci direttamente con i protagonisti di giornata, ma soprattutto con chi è andato a comporre questo brillante podio della 40ª edizione del Giro del Medio Brenta. Ovviamente un applauso a tutta la macchina organizzativa, perché è stata veramente un'edizione spettacolare, con questo arrivo davvero suggestivo che ha saputo regalare quel qualcosina in più anche allo spettatore. Nulla da togliere all'arrivo nell'abitato di Caglio, ma sicuramente un arrivo alla Scagliare alle Melette è davvero degno di nota. Nel frattempo vediamo gli atleti che arrivano alla spicciolata sul traguardo. Bellissima questa panoramica sull'area destinata all'arrivo. Ovviamente un applauso alla formazione veronese della General Store SGB Fratelli Curia, leader con Davide De Cassan, ma siamo ora in collegamento direttamente dal traguardo con il leader di giornata. A voi la linea. Vai. Davide De Cassan, il vincitore di oggi, quali sono le emozioni che stai provando? Tanto, l'ho cercata tantissimo e sono veramente contento. Questa è una corsa che avevo cerchiato, sapevo che potevo fare bene e come squadra l'abbiamo preparata al meglio, quindi sono contento di aver finalizzato così. Raccontaci gli ultimissimi chilometri, anzi gli ultimissimi metri, perché è stato incerto fino alla fine. Sì, alla fine eravamo tutti un po' al limite e io avevo percepito di essere forse quello un po' più brillante, però ho cercato di rimanere più calmo possibile fino ai 200 metri e poi andare a tutta. Visto che per te è una grande soddisfazione, a chi vuoi dedicare questa vittoria? La dedico a mia amorosa che oggi fa gli anni, quindi questa è sicuramente per lei. Ok, grazie mille, a voi la linea. Ovviamente ringraziamo Eleonora per aver raccolto questo commento a caldo del leader di giornata, un Davide De Cassan ovviamente orgoglioso del successo che è riuscito a raggiungere. Avevano preparato al meglio la corsa e l'epilogo è stato tutto ad appannaggio della formazione veronese della General Store SGB Fratelli Curia, per cui un applauso a loro. So che a brevissimo potremo anche avere la voce degli altri protagonisti di giornata. Ricordiamo un podio tutto italiano con al secondo posto Dario Giuliano del team Polti Visit Malta e il terzo posto di Luca Covili della Bardiani CSF. Torniamo ora sul traguardo. Dario Giuliano, secondo clasificado, un segundo lugar para ti hoy. ¿Cómo fue la carrera? Fue una carrera bastante tranquila al principio, pero el Puerto Largo hemos hecho muy rápido y nos quedamos un grupo de 30 como mucho y después en el circuito final la primera vuelta bastante a ritmo, pero la segunda fue muy dura con muchos ataques y con un corte de 2 corredores muy fuerte adelante y sí, la última subida después a tope, pero bueno, soy contento porque el otro fue más rápido que yo al sprint y bueno, segundo contento. Okay. ¿Y el equipo cómo fue?
Sí, un gran trabajo de todos mis compañeros. En el grupo de 30, después la subida larga, somos 3 en el grupo principal. Y sí, en la última subida hemos intentado con Fernando III de arrancar, pero los otros fue muy fuerte. Congratulazioni, grazie. A voi la linea. Dario Giuliano, che è di origini italiane in quanto il nonno era piemontese di Cuneo. Ringraziamo anche Eleonora per questa intervista. È stata sicuramente un epilogo prezioso di giornata anche per le maglie del Team Polti Visit Malta. Ora avremo a brevissimo, immagino, anche a completamento del podio le maglie della Bardiani CSF, che quest'anno sono state scalzate dal gradino più alto del podio, che lo scorso anno invece avevano visto brillare con Filippo Turconi, leader appunto dell'edizione 2025, davanti a Luca Cretti e Valerio Conti. Intanto bellissima anche la cornice di pubblico presente alla Sky Area, non solo i mezzi delle società, ma dalla regia mi dicono che abbiamo in collegamento il terzo atleta di giornata, la medaglia di bronzo a questo 40° Giro del Medio Brenta. A voi la linea. Luca Covili, terzo classificato. Come sono andati questi ultimi metri di questa dura salita? È stato un bel arrivo in salita, mi è piaciuta molto questa edizione inedita. C'erano davanti Dati e Fancellu e abbiamo avuto un grandissimo gioco di squadra con Tarozzi, che ha fatto un grandissimo numero, che ha tirato 10 km prima di imboccare la salita, e dopo che ha tirato ha tenuto i fuggitivi lì a 15-20 secondi. Dopo abbiamo provato noi a fare il ritmo e niente, siamo andati via in 4 poi. Ci ho provato qualche volta ad andare via, ma eravamo tutti a tutta e niente, ho provato ad anticipare a 300 metri e niente, ho chiuso terzo. Nonostante tutto, un grande lavoro di squadra, come hai detto tu, soddisfatto di questo terzo posto? Sì, soddisfatto a metà, sicuramente potevo fare meglio e c'è da accontentarsi così, però dai, sono soddisfatto comunque. Grazie mille e complimenti ancora. A voi la linea. Ovviamente un sorriso a metà, perché la Bardiani era tra le società sui quali tutti avevano posto i propri riflettori per la vittoria di questa corsa. Ed eccoci qua, abbiamo anche sempre la Bardiani con il DS. Ragazzi, a voi la linea. Mirko Rossato, direttore sportivo della Bardiani, l'anno scorso una vittoria, quest'anno un terzo posto, come vi sentite? Ma bene, dai, abbiamo provato a vincere anche quest'anno, avevamo vinto con Pellizzari l'anno scorso con Turconi, quest'anno potevamo fare anche la terza vittoria, però il podio comunque in questa gara qui importante è sempre, non si butta mai via. Abbiamo visto un grandissimo gioco di squadra da parte di tutti gli atleti in corsa, contento per come hanno gareggiato? Ma sì, quello sicuro, quando corrono uniti e tutti per uno, uno per tutti, per me è già un successo. Poi speravo nella vittoria di Covili, che se la merita per l'impegno e la professionalità, però un po' troppo frenetica nello sprint, però un terzo posto che comunque gli dà fiducia anche nelle prossime gare. Perfetto, complimenti ancora. E noi ringraziamo Eleonora Colizzi e Andrea Finna per darci riscontro anche della testimonianza dei protagonisti di giornata subito dopo il traguardo, e noi ci concediamo qualche istante di pubblicità. Che eleganza! Guarda che sicurezza! Wow, che precisione! Mai vista una porta da garage così performante? Ballan, le porte basculanti che tutti i garage vorrebbero avere.
E in attesa del cerimoniale che di fatto chiuderà questa 40esima edizione del Giro del Medio Brenta, noi abbiamo la possibilità di ricollegarci sul traguardo con Eleonora Colizzi, con protagoniste alcune autorità. Ok. Romina, siamo qui in zona di premiazioni, nel frattempo abbiamo una triade di ospiti importanti, siamo qui infatti con il vice presidente della Lega Ciclismo. Quali sono le emozioni che si respirano? Beh, i buoni propositi che ci siamo dati alla presentazione sono stati mantenuti. Spettacolo, il circuito finale ha fatto la selezione e ha anche fatto emergere le gambe giuste. Gli ultimi 4 chilometri sicuramente hanno aggiunto alla gara, che è sempre stata una grande gara, ulteriore diciamo così, tenore tecnico, quindi veramente complimenti agli organizzatori, perché questa gara sta sempre più, e il 40esimo ancora di più, diventando una gara di grande spettacolo per grandi ciclisti e per le gambe buone. Grazie, abbiamo anche la vice sindaca di Gallio, un'altra volta qui di nuovo in paese. Quali sono anche per lei le emozioni che respira i suoi cittadini? Beh, i nostri cittadini sono orgogliosi come noi, siamo orgogliosi di ospitare nuovamente questa gara, perché è sempre emozionante vedere i corridori. Poi quest'anno a questo arrivo un po' spettacolare, come diceva il vicepresidente, un po' che dà quel qualcosa in più, è veramente bello, e quindi grazie agli organizzatori perché hanno organizzato sempre, come ogni anno, una stupenda gara. Grazie, e chiudiamo con il proprietario di Le Melette, anche qui un'altra volta un bellissimo arrivo in questa zona. Questa gara meritava un arrivo come questo, il 40esimo trofeo del Giro del Medio Brenta è arrivato finalmente alle Melette. Questo è un posto spettacolare, è un posto emblematico è il cuore sciistico del nostro altopiano, ed è il posto nel quale i ciclisti hanno dato spettacolo su queste rampe molto dure delle Melette. Si sono combattuti, perciò il profilo tecnico della gara è stato molto ma molto alto. Complimenti a chi ha vinto, perché se lo merita. Perfetto, grazie mille, a voi la linea. Il feedback dei nostri intervistati è assolutamente positivo, quindi promossa questa variazione di percorso del 40esimo Giro del Medio Brenta, selettiva ma spettacolare dal punto di vista del pubblico e di chi ha potuto assistere live con noi questa diretta. Noi ovviamente, come vedete, siamo pronti per seguire il cerimoniale di giornata, onde evitare che arrivo con i titoli di coda. Non l'ho fatto. Io ringrazio ancora una volta la squadra di Ciclismo Web, oggi operativa direttamente dal Giro del Medio Brenta. In Moto 1 c'erano Silvano Da Rossa e Andrea Fin, Moto 2 Diego Santarossa e Roberto Casarin, al traguardo Matteo De Faveri con la camera fissa, ovviamente il drone condotto da Andrea Tonin. Da studio ovviamente grazie ai registi Manuel Canton e Fabio Simonetto, un'ottima squadra che ha permesso, senza dimenticare i collegamenti ovviamente della preziosa Eleonora Colizzi. Noi siamo prontissimi con il cerimoniale, ovviamente le temperature sono molto diverse rispetto alla nostra caldissima pianura. Lo vediamo anche dall'abbigliamento degli atleti che sono corsi a coprirsi. Andrea Arrigoni che ci ospita in questa scenografia meravigliosa che ci ha dato la casa per... Presente anche il presidente della FC Veneto, Mario Gueretta, sul palco. Ancora le immagini sul leader di giornata, Davide De Cassan. Qui abbiamo Dario Giuliano, secondo al traguardo portacolori del Team Polti Visit Malta. Tutte le autorità a comporre il cerimoniale di questa 40esima edizione del Giro del Medio Brenta.
Abbiamo visto sul traguardo presente anche il vicepresidente della Lega Ciclismo, Roberto Ciambetti. Organizzatore d'eccellenza e naturalmente i protagonisti che hanno reso omaggio a questa grandissima tradizione. Buon pomeriggio, non c'erano dubbi che fosse così, data l'esperienza. 40 anni di Giro del Medio Oriente non sono poca cosa, quindi l'esperienza è tantissima. Oggi hanno messo, come si suol dire, no, in quel vecchio adagio, la ciliegina sulla torta per un traguardo nuovo di zecca, straordinario sotto il profilo, diciamo, tecnico. Profilo tecnico della competizione, e credo che in questo contesto, sotto il profilo della partecipazione, ci sia anche stata la partecipazione e l'attenzione degli sportivi, una bella edizione sicuro. E nel frattempo cogliamo l'occasione anche per sentire le parole dell'amministrazione comunale di Gaglio, che ci ospita con Marinella Sanbugaro. Una cornice meravigliosa quella del comune di Gaglio, tanto pubblico ma soprattutto tanti atleti, tanto ciclismo, tanta organizzazione e tanta voglia da parte dell'amministrazione comunale di collaborare. Per noi è sempre un orgoglio ospitare questa gara di ciclismo. Sono 40 anni e tanti anni che la facciamo anche a Gaglio, ed è sempre qualcosa in più. Ogni anno si rinnova, non è mai uguale l'anno precedente, però penso che quest'anno sia stato il top. Abbiamo raggiunto in questa spettacolare, il traguardo è stato in questo spettacolare posto, è la nostra anima del nostro paese, le Melette. Quindi penso sia stata una cosa strepitosa. Bravi gli organizzatori, bravi gli atleti, perché ci vuole gamba e fiato per venire su in queste zone, e bravi a tutti e complimenti a tutti. Noi siamo orgogliosi e li ospiteremo sempre con grande orgoglio e tanta voglia di stare a fianco a questa manifestazione. E prima di passare alla cerimonia protocollare, direi che è il caso di fare un applauso e sentire le parole anche da colui che ci ospita, Andrea Rigoni, che ci ospita a casa propria in questo scenario meraviglioso, un arrivo che veramente è degno dei migliori talenti internazionali che si sono dati battaglia oggi. Io spero che questo posto qua, che è un posto emblematico, un posto meraviglioso del nostro altopiano, piaccia a tutti quanti. Il 40° anniversario del Giro del Medio Brenta non poteva che concludersi in questo scenario spettacolare. L'area sciistica delle Melette è stata rinnovata di recente con nuovi impianti e con un innevamento di neve artificiale, è pronta ad ospitarvi tutti quanti d'inverno e mi fa piacere di vedervi numerosi. Mi è fatto molto ma molto piacere di vedere una corsa combattuta, una corsa che ha veramente un profilo tecnico altissimo, e complimenti ai ciclisti che hanno dato un grande spettacolo su queste strade e che veramente il vincitore si è meritato con le sue gambe e la sua forza di vincere questa bellissima corsa. E ringraziamo ancora una volta Andrea Rigoni, e in attesa naturalmente di venire a sciare quest'inverno partiamo con la premiazione ufficiale del podio di questa edizione 40 del Giro del Medio Brenta. Facciamo entrare i protagonisti a partire dal terzo classificato, Luca Covili Bardiani, CSF 7 Taber. Si porti dietro la seconda posizione invece per il team Polti Visit Malta, Dario Giuliano. E andiamo
con l'applauso al vincitore di questa 40ª edizione del Giro del Medio Brenta per la General Store SGB Fratelli Curia, Davide De Cassanna. E partiamo con l'assegnazione del trofeo del Giro del Medio Brenta al terzo classificato, che verrà premiato da Roberto Ciambetti. Abbiamo visto questi 3 trofei, li abbiamo nominati diverse volte proprio in occasione di questo arrivo alle Melette, un trofeo artigianale che è andato ad incastonare, ad incasellare i sassi del Brenta, di questo fiume che caratterizza la storia della Giro del Medio Brenta, attraversato nella parte mediana. Cogliamo anche l'occasione per andare a consegnare il trofeo al secondo classificato, sempre Roberto Ciambetti. Come potete vedere, i sassi del Brenta che verranno incastonati anche nel trofeo del vincitore, con il sasso principe del Brenta, queste fila di quardifere che va a caratterizzare il trofeo del 40° Giro del Medio Brenta, 39° trofeo Ballan e 6º Memorial Genesio Ballan, che viene premiato da Alessandro Ballan con questo trofeo che viene consegnato direttamente al vincitore Davide De Cassanna. L'applauso ancora dal pubblico delle Melette di Gallio che ci ospita in questa coreografia meravigliosa. Ed ora un momento particolarmente emozionante, quello della consegna della 29ª Sfila d'Oro alla memoria di Franco Lago. A premiare c'è il fratello Mario e qui c'è un applauso doppio da fare, perché è uno dei fondatori senza il quale non saremmo qui a vivere questa meravigliosa avventura. Andiamo a premiare con la Sfila d'Oro alla memoria Franco Lago il vincitore Davide De Cassanna. E con queste bellissime immagini direttamente dal cerimoniale del 40° Giro del Medio Brenta, io vi saluto, grazie per essere stati con noi anche oggi e ci ritroviamo a breve con la prossima diretta targata ciclismoweb.net. Ho imparato quanto sia importante l'intimità della casa. Una casa che duri nel tempo. Cucina, living, zona notte. Gruppo Euromobil accompagna la tua vita e la vita di chi ami. Rispetta la natura, mantiene le proprie origini, con uno sguardo verso il futuro. Gruppo Euromobil. Live your life with us.